Amici di Directa Sport, benvenuti al campo comunale di Barisardo per seguire il match fra Barisardo e Tonara. Fa Ortiz, barriera piena, calcio di rigore, tocco di mano, calcio di rigore, è giallo per Ducouré. Fischia da parte dell'arbitro. Va Ortiz, spiazza Sanna in vantaggio e il Barisardo, 17 minuti sul cronometro, 1-0 ha segnato Ortiz. Mussa. Bello il numero di Coccanzo, poi Aimi si gira a sinistro! Aimi! 2-0 per il Barisardo, doppio vantaggio, è riuscito a trovare spazio questa volta la formazione di casa. Ortiz della bandierina, secondo palo, testa di Diaz e poi Mussa, alla fine è fallo in attacco. Cosa ha tolto Mussa però sul colpo di testa di Diaz che poteva essere spedito in rete? Mussa non riesce a trovare Aimi, occhio a testa che regala palla a Diaz. Diaz è largo, c'è tempo per mettere il cross sul secondo palo nella zona di nessuno, alla fine Fanni col sinistro, esterno della rete con deviazione, calcio d'angolo, ma poi non riesce ad arpinare questo pallone. Allora Pisaniello davanti, Melis, 1 contro 1 con il difensore. Melis perde il pallone, poi si lamenta e alla fine riesce ad evitare il calcio d'angolo Doumbouya. Varruggio, la testa di Mussa, anticipato da Sanna, si torna da Ruggio, non si alza la bandierina, 1 contro 1, Ruggio in area di rigore, la rimette per la testa di Diaz, al secondo tentativo riesce a segnare, 3-0 risultato di questo match, ha segnato con la numero 4 Diaz, passa in mezzo a due, Mussa benissimo. Chiama palla Yeboah, servito in questo momento, Yeboah in area, Yeboah, sterza, Yeboah, non calcia, adesso sì chiuso da Sau, poi col sinistro, la parata bellissima da parte di Sanna che mette in calcio d'angolo. Fanni, palla in mezzo, cercare Tonzele, alla fine Muggiano in area di rigore, cerca spazio Muggiano, para Sanna. Calcio d'angolo concesso al Tonara. De Murtas se ne incarica e vuole lanciare veloce verso Melis contro Diaz. Melis passa sul 4, Melis in area, Melis prova a riaprirla il Tonara, 3-1. Finisce così 3-0, anzi 3-1, chiedo scusa, per il Barisardo.